Di nuovo, non è stato quello di Oracle. Un attimo. È un secondo, si annoiano, cosa faccio? No, sto giro faccio il secondo, dai. Ma ci interessa? No, però. Cosa hai detto guadagnato? Niente, ma rischia tanto. Cancara. No. E poi non solo, no? C'è le azioni, le robe, quindi diciamo che a livello di... Allora, vi spiego una cosa. Cosa fai, Dio Cristo? Almeno metti le 4 frecce. Cornuto! Chi è chi che non ti dice? Questo che fa? Ma dove vai tu, Dindon? Andiamo una svegliata. Attenti a questo, niente corni come una cesta e bubuiti. Ma dove vai tu, Dindon? Ma bravo! Inversione di marcia? Ma di più! Quanti piloti che sei? Elon Musk in realtà è l'uomo più furbo, no, è il più furbo del mondo. Vai via, ha detto mare, va. Esatto, lui è indebitato, è un Paolo Noyes che ce l'ha fatta. Esatto, ma il senso però, Sì, nel senso che... Ma vai via, ha detto mare, va, che puttana che te ha creato. Faccia da merda di un testa di cazzo. Ladro anche quello. Puttana di tomare impestata. Porco anche quello. Murari di merda. Ladro. Che nervoso che mi fa, porco. Te tieni spazio per non avere problemi davanti a te. E questo è il risultato. Faccia di merda di un coglione, testa di cazzo. Ma veramente deficiente. Io cago per cambio che tagliare la strada dentro al furgone. Ma dici proprio ebete? Ma dite ebete, fate un complimento di caro. E come fatto tagliare la strada a uno che se sta dentro è rotonda così, oltretutto con un camion. Questo è il camion dai coglioni. Cornuto! Chi è chi che non ti dice? Faccia di merda di un testa di cazzo. I fenomeni che lì in giro è una roba spumeggiante. Sì, ha detto mare, faccia di merda, è un coglione. Che metti che sei in giro, tipo cancaro. Sorpasso con linea continua in prossimità della curva senza neanche mettere l'indicatore. Fenomeno, e guadagni un vaffanculo. Brutta figlia del tomare, che puttana che ti ha creato. Faccia la merda di un figlio di puttana, cancaro. Di un ebete, non te hai visto che si deve arrivare a tomare in carriola? No, perché non riesco neanche a girare la testa, sto deficiente. Figlio di puttana, col telefono in mano, faccia di merda. Avete visto il coglione con la Ford Kuga? Forse si vede anche dal video che ha il cellulare in mano. Che figlia di tomare, come taglia la strada al manco, c'era data una svegliata, ebete.
Dai che sono mai euro. Per svegliarsi magari prima di partire, no? Se mai in avanti a te non va a attraversare, dirà che ti aspetti. Cazzo buttito fuori al muro, idiota, è un ebete. E lui ovviamente ha dovuto garantire con qualcosa, lui aveva PayPal che tra l'altro non ha inventato lui se non sbaglio. Anche il fotografico devi frenare, il porco, che quello. Ho saputo guadagnare, niente, ma rischia tanto. Dio cane. Che figa del tomare, faccia da merda, di un testa di cazzo. Cazzo sei che taglia le curve, ebeti che non si altro, impara a andare per la strada e se non si buoni torna a scuola un'altra volta. E forse è meglio, non ti tagli la curva. La vacca di tomare, gente di una ebete, dritto per dritto e arriva. Io il roccante, il signore, madonna, puttana, dio boia, deficiente una ebete. Curva, non te che vedi che è figa di tomare? In curva va a superare sta ebete. Non te che vedi come ha fatto a superare in curva? Aspetta un secondo, Dio, di nessuno, io te passi. A superare in curva sta stupida pagliassa. Sorpassa a destra, bravo, complimenti, senza neanche mettere l'indicatore. E se adesso viene avanti qualcuno, te buttare dalla prima alla terza senza neanche guardare. Che problemi ha sto qua al minimino? Tutto il sorpasso e dopo che ripensa gli va per strada senza sapere che cazzo fare, guidando da merda così. Faccia di merda, niente fretta, perché tanto lui va a destra, dice tanto a destra, non ti disturbi nessuno, non c'è niente a vedere e sei ebete. È un coglione e poi pagliassa, dopo che ti addosso e rimpiante.